Buone stelle da Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Mercoledì 24 febbraio, una buona giornata a tutti in compagnia delle stelle di Radio.0. Buon ascolto con l'oroscopo. Ariete, luna in Cancro, indolente e introversa, poco in linea con la vostra natura dinamica e diretta, un po' di insofferenza oggi e di nervosismo al mattino, ma nulla di più. Una vena di malinconia anche per un passato che a distanza sembra più luminoso di quanto non fosse in realtà. Toro, di passaggio in Cancro, la luna incontra Marte, garante di determinazione ed efficienza, promesse concrete di carriera e di affari. Un certo sesto senso vi caratterizza oggi, per quanto la salita sia impervia, credete in ciò che fate, agite e per questo riuscite nel vostro intento. Gemelli, la mattina trascorre senza infamia e senza lode oggi, ma dal primo pomeriggio si accendono i fari della ribalta, così il mercoledì si ammanta di occasioni. Se siete single, in più riceverete una buona quantità di gratificazioni che vi metteranno proprio a vostro agio. Cancro, la luna in sestile a Marte, grazie a concretezza e creatività, offre l'opportunità di tirare acqua al vostro mulino in caso di contrasti sul lavoro. Potete cantare vittoria, con una mossa rapida e incisiva lasciate con un palmo di naso rivali e detrattori. Leone, le emozioni sono forti e vivete con grande coinvolgimento ogni situazione personale che tocca la vostra sensibilità, a volte con qualche piccolo eccesso. Vi sentite forse troppo esposti alle critiche e attacchi altrui, mantenete l'equilibrio e cambiate le carte in tavola. Vergine, una corrente di simpatia passa tra la Luna e Marte, facendo di voi diretti beneficiari di tranquillità, coccole maliziose e buone opportunità. Piccole sorprese movimentano la vostra giornata senza però stravolgerla, le finanze sono sostenute da una trattativa vantaggiosa. Bilancia, la Luna in Cancro, ostile a Plutone in Capricorno, ha tutte le carte in regola per mettervi a disagio, mandando in fumo progetti accattivanti e aspettative. Una notizia inizialmente poco gradita poi andrà ridimensionandosi, vedrete che era stata notevolmente ingigantita. Scorpione, in Cancro per tutta la mattina la luna vi regala il meglio di sé in fatto di dolcezza e sensibilità, un corredo che dal pomeriggio sarà utilissimo. Al disordine emotivo e alle battaglie senza quartiere oggi opponete la spinta positiva alla trasformazione. Sagittario, la passionalità intensa è da maneggiare con cura oggi, con un nuovo amore non svelate subito le vostre carte e un alone di mistero vi renderà più attraenti. Nell'attività e con i vostri cari niente impegni inderogabili, è importante per voi una maggiore libertà. Capricorno, la coppia Luna-Marte pretende da voi più franchezza, non tradite la fiducia di chi vi vuole bene, evitate inganni e bugie, ma parlate chiaramente. Incomprensioni amorose superabili lasciando da parte i giochetti fatti per mettere l'altro alla prova. Acquario, mattinata soleggiata, qualche rovescio arriva nel pomeriggio, cominciate a costruire dei solidi argini, si prevedono straripamenti emotivi. Una comunicazione profonda con i vostri familiari potrà far emergere oggi una situazione irrisolta del vostro passato. Pesci, luna cancerina amica di Marte in Toro per tutta la mattina, potrete esprimere le vostre emozioni senza smarrire il senso logico e la lucidità. Venere approderà domani nel vostro segno, aprendo le porte all'amore atteso e sognato, per ora guardatevi intorno. È tutto per questo mercoledì dalle stelle di Radio.0, vi auguriamo una buona giornata e naturalmente buona fortuna! Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Radio.0